Deve essere tonda. Non essere all'estremo. Io dico anche all'estremo. Come diceva, ma questo è un dico per proprio. Una parte dovrebbe partire comunque su Bob. Che metto, scusa, Bob, dove partire questo? Sì, non è che io voglia, è questione della logica di come vuole che si parli. Non riesco nemmeno a vedere di chi, come sono distribuiti gli altri. Sono aperto con no niente, vediamo DVD, facciamo il DVD. Sempre lo stesso. Faccio parlare Mukhtar magari prima. Il rettore. In questi ultimi anni si è proceduto alla... Posso cominciare? Funziona secondo voi? Arriva? Siamo tutti qui? No, manca ancora il professor Mukhtar. Intanto molte grazie al Dipartimento di Linguistica dell'Università di Roma 3, a Anna Rita Puglielli e a tutti gli amici che fanno sì che questo giorno sia per gente come me, come molti altri che ho incontrato, un giorno di straordinaria commozione. Volevo soltanto dire due parole prima di cominciare il nostro dibattito, che forse potrebbe anche orientarne il senso, perché troppo spesso tutti noi che viviamo nell'accademia tendiamo a sentire come divise il discorso accademico e scientifico, didattico, accademico e scientifico da quello politico. Mentre una volta tanto, forse per non completa intuizione politica, ma certamente con intuizione politica, l'impresa dell'Università Nazionale Somalo è stata un'impresa che nasceva da un disegno politico. Da un disegno politico preciso, tant'è vero che si sposava, almeno per quanto riguarda noi, fin dall'inizio con la necessità dello sviluppo del somalo come lingua di cultura. Quindi le due cose, la politica linguistica e la politica generale del paese, dell'Italia nel paese, sembravano in qualche modo, anche un po' artatamente, poter coincidere. La cosa si poneva in una formula di collaborazione, di cooperazione allo sviluppo, che volendo o non volendo, forse all'inizio non volendo Pierluigi, non lo so, non assumeva l'aria dell'assistenza, ma come in effetti la lunga esperienza fatta anche per esempio dagli Stati Uniti d'America, ma assumeva l'impegno di un investimento abbastanza preciso verso una formazione di una classe dirigente particolare. È interessante vedere che l'Università Nazionale Somala, vi stupirete di sapere, anche se tanti quando c'era dicevano ma l'università italiana in Somalia, non è mai voluta essere l'università italiana in Somalia.
nasce per diventare al più presto Università Nazionale Somala. Lo sviluppo e lo studio sul somalo nasce da questo, prima ancora che dall'interesse dei linguisti che ci hanno lavorato. Quando poi si fece una facoltà di lingue, che come stamattina vi ha detto Annarita Puglielli, abbiamo anche in questo caso fortemente aiutato, noi aiutammo a formulare una politica linguistica che era così all'avanguardia rispetto a quello che ho sentito dire oggi, che per esempio la dichiarazione del 2003 del Consiglio somalo a proposito delle lingue obbligatoria il somalo, non c'era l'arabo all'epoca nostra, mentre per ovvie ragioni geostoriche, però noi programmavamo un intervento del governo italiano non sull'italiano, ma sull'italiano e sull'inglese, cioè su una duplice linea di seconda lingua, di lingua seconda. Sono stati quindi un progetto molto ambizioso. Voleva essere un'università nazionale somala anche in molte altre maniere. Io ricordo il professor Stefanini, che certamente ne è stato un grande artefice, che alla prima seduta di laurea dei giovani medici somali si era stabilita che questa facoltà di medicina fosse su 4 anni, organizzata in blocchi come in Cina, con l'idea che dopo 4 anni all'università i giovani medici somali andassero in boscaglia, passassero in boscaglia 2 anni e poi tornassero a fare una specializzazione non all'italiana. Disse con qualche una cosa che adesso dà pure angoscia a posteriori Stefanini, allora disse: me ne infischio che un medico somalo possa salvare un malato terminale di 70 anni, se io so che può salvare 150 bambini. Ora, questo era il problema. Quanto lontano da questo ideale siamo stati anche noi che abbiamo lavorato invece sulla lingua, non c'è dubbio. Però è abbastanza importante che politica linguistica e politica culturale non si traducessero né in tecnica formativa, che non abbiamo mai avuto, né in ideologia ingenua. Prima di noi, con molta ingenuità, alcune ONG avevano cercato di insegnare l'italiano che, perché non fosse colonizzante sul piano linguistico, lo avevano ipotizzato come desemantizzato. L'idea di insegnare un italiano desemantizzato in modo che non potessimo colonizzare. Quindi il somalo come lingua di cultura è stata una cosa a cui abbiamo creduto fortemente, in cui hanno creduto molte persone, molti dei linguisti che sono qui, almeno 2 dei linguisti che non sono qui, Francesco Agostini e Giorgio Cardone, è difficile non ricordarli. E come già vi sembrerà che è proprio una questione di età, per cui ricordo purtroppo le persone che non abbiamo qua davanti, ma ricordo perché appunto il titolo di questa nostra tavola rotonda è il futuro. Il futuro non può essere che in una chiara visione di quello che è stato il passato, degli errori eventuali commessi, ma anche delle ambizioni che si sono lasciate per la strada e che si possono riprendere. Per cui mi sembra veramente importante che non consideriate e non ci consideriamo vicendevolmente quelli che si stanno incontrando come i vecchi ambasciatori di buona volontà, ambassadors goodwill, della tradizione americana. Non eravamo ambasciatori di buona volontà, eravamo gente che voleva nel suo modo perseguire il modo di costruire un tessuto culturale insieme ai somali, se era possibile, per il loro futuro. Allora, in questo senso, naturalmente, la continuazione di tutto questo nella nuova università, che mi vanto a essere la mia università, è stata una cosa non casuale e non solo dovuta alla straordinaria presenza di Annarita Puglielli e dei suoi collaboratori, ma anche dovuta, devo dire, appunto a una visione politica che questa università ha sempre tentato di perseguire e che non ha fin qui mai rinnegato. Chiederei quindi al rettore Guido Fabiani di dirci 2 parole su questo. Sì, io riprendo proprio
dalle parole di Bianca Maria. Prima di tutto, ringraziando Annarita Puglielli, voglio ringraziarla per questa iniziativa di oggi, che mi ha esposto qualche mese fa e che mi ha subito convinto, per la quale mi sono impegnato fortemente ad essere presente nella qualità appunto di direttore dell'Ateneo. Mi rifaccio subito a quello che ha detto Bianca Maria. Io ritengo che l'attività che è partita con Bianca Maria e con tanti colleghi negli anni 70, no? Alla fine degli anni 70, ha rappresentato per Roma 3 una eredità che poi abbiamo voluto subito riprendere e tenere viva. Io credo che quello sia stato proprio l'inizio di quell'attività, sia stata proprio il momento in cui si è marcato poi, anche per quanto riguarda Roma 3, il carattere, uno dei caratteri che ha voluto avere la nostra università, quella di cimentarsi sempre con i nostri colleghi, con i nostri studiosi, nel filone di attività che è quello dello scambio delle culture, dell'incontro delle culture. Quello lo voglio dire con forza, quello è stato un marchio che ci siamo tenuti con piacere e che abbiamo portato avanti. Infatti il testimone poi che ha lasciato Bianca Maria su questo è stato subito ripreso e portato avanti in maniera estremamente brillante da Annarita Puglielli. E io voglio ringraziare Bianca Maria e Annarita e tutti i colleghi che hanno lavorato di Roma 3 e non solamente di Roma 3 a questa iniziativa, perché questa, ripeto, ha segnato molto il carattere della nostra università e dobbiamo essere loro grati. Sul programma, su quello che è stata questa attività, non intervengo perché non ho nessuna competenza per entrare nel merito. Aggiungo rispetto a questo, anche per quello che ho sentito così parlando con Bianca Maria un momento fa, prima di salire qui su questo tavolo, che è una cosa che mette anche rabbia, a conoscerla. Quando si sente dire appunto delle decine di persone che si sono formate in questa attività e che poi anche per, vogliamo dire, un'incapacità, non lo so che cosa, anche di autorità che invece avrebbero potuto e dovuto valorizzare il lavoro fatto, ebbene, queste decine di giovani somali formati in questa attività si sono dispersi e sono un patrimonio che si è disperso per questa attività, ma si è disperso per il loro paese e si è disperso anche forse si può anche dire per la pace nel mondo, per lo sviluppo del loro paese. Quando noi parliamo appunto di questo tipo quando noi inseriamo, e come è stato fatto, si è inserito questa iniziativa nel settore ampio dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo, è ovvio che è stato centrale la scelta di individuare la formazione come una delle attività fondamentali per la crescita, per lo sviluppo di un paese. La formazione come leva fondamentale. E da tutti i punti di vista,
sia come fatto culturale, ma sia per affrontare anche tutta una serie di problemi di natura, se vogliamo, più economica, più mirati, più ristretti, che riguardano in ogni caso lo sviluppo. Mi riferisco ai problemi dell'alimentazione, ai problemi della salute, ai problemi della progettazione tecnica degli interventi per lo sviluppo, no? Per tutte queste tematiche l'attività di formazione è un'attività fondamentale, e non una formazione solamente da un punto di vista tecnico, no, ma una formazione dal punto di vista culturale, una formazione che poi in questo caso in particolare aveva questa grossa valenza di far interagire tra loro culture diverse. È ovvio che quando però parliamo di queste cose, come voi state facendo, di formazione, di questo tipo di formazione, con queste finalità, io credo che noi non possiamo non tener conto della situazione attuale, della situazione politica ed economica oggi di questo paese. Un paese tutto sommato di poco all'incirca di 9 milioni di abitanti, quindi una popolazione non estremamente numerosa, un paese che ormai dagli anni 80 vive una guerra civile permanente, che sta subendo delle forti limitazioni di libertà, la cui popolazione è preda e vittima di scontri continui che provocano stragi drammatiche scontri tra le milizie delle diverse corti islamiche, interventi stranieri come quello statunitense o come quello dei paesi vicini, quindi caos, violenze, epidemie, una vera e propria catastrofe umanitaria. Ed è ovvio che di fronte a tutto questo poi parlare di formazione è anche qualcosa che gela un po', come dire, no? Non perché non sia importante, è assolutamente importante, però ecco, di fronte a tutto questo, di fronte al 1 milione più di sfollati per anno che ci sono in questo paese, è ovvio che cadono un po' le braccia anche, io credo, da parte di chi, come voi in particolare, ha avuto tanto entusiasmo, tanta forza per impegnarsi in questa attività. C'è tanto da fare per questo paese, un paese che ha ancora una popolazione attiva in agricoltura di ben il 65%, cioè i 2/3 della popolazione attiva lavorano nel settore più povero in ogni parte del mondo. Un paese che a quanto si dice e si vede dalle informazioni, io non lo conosco, molti di voi lo conoscono, deve essere anche un paese molto bello, dove però c'è solamente lo 0,3% delle aree protette, solamente lo 0,3% del territorio di quel paese è protetto. Anche questo è un problema di formazione, anche questo ovviamente è un problema. Un paese in cui il reddito pro capite è di 600 dollari per anno, un paese in cui l'inflazione è dell'82% per anno. Questa è la situazione drammatica di questo paese, che è tra le 5 nazioni più povere al mondo, E questo è un medico ogni 15.000 abitanti, solo 20.000 studenti universitari in tutta la Somalia. Questa è la dimensione del problema rispetto al quale appunto le nostre forze sono quelle che sono, no? Le forze di una università poi come la nostra sono quelle che sono. Io credo che
ultime considerazioni voglio fare da questo punto di vista, per quanto riguarda l'attività che in prima persona e con altri sta svolgendo Anna Rita Poglielli. La prima considerazione è questa. L'università in questi anni si sta modificando, è stata soggetta ed è in corso ancora una riforma della didattica che ci ha fortemente impegnati, che ci sta inserendo a livello europeo e così via. Ebbene, noi in un'attività di riforma della didattica di questo tipo, dell'attività della didattica, della ricerca, noi assolutamente abbiamo, io credo, il dovere di mantenere aperte, passatemi il termine, dei settori di nicchia come questi, perché sono comunque un patrimonio importante, e questo si deve fare. Questo è un impegno culturale e politico che segue la strada aperta una ventina e più di anni fa, ma che risponde tanto più oggi ad un impegno di carattere generale, politico e culturale, che noi come università, io credo, dobbiamo mantenere in piedi. E questa è la prima cosa. L'altra cosa, e quindi è che di fronte alle difficoltà che ci sono, soprattutto per quanto riguarda la Somalia, questo settore di nicchia, lo chiamo così per intenderci, non per altro evidentemente, non perché lo intendo in maniera riduttiva, deve essere una fiammella che noi teniamo bene accesa, perché poi sia un qualche cosa, come dire, di più splendente quando ci saranno tutte le condizioni per cui noi dobbiamo guardare al futuro dei giovani somali. Ecco, questo è il punto. E questa fiammella serve proprio così a mantenere viva in loro la speranza e a trasmettergli il messaggio che noi guardiamo con fiducia e vogliamo lavorare con passione al loro sviluppo. Il nostro pensiero va a loro, ai giovani somali. Ringrazio vivamente il mio rettore Fabiani per le parole e per le promesse che ha espresso, perché so che non si tratta di promesse vaghe. Devo dire che qui continuiamo a parlare dell'ieri e dell'oggi e del domani con un concetto dei tempi che prescinde molto dalla metafora portante del tempo. Quando si parla di ieri si parla in genere di 30 anni fa, perché oggi diciamo così, e il professor Mukhtar nella sua bella relazione nel senso ci ha portato prima di questi 30 anni. Se voi pensate quanto spazio c'era tra quel che lui ci ha detto a proposito della storia della lingua somala e del primo avvertimento che io ho avuto quando mi stavo decidendo ad accettare come direttore dell'Istituto Linguistico della Sapienza allora questo incarico, mi ha detto il ministro di allora: parliamoci chiari, il somalo è una lingua, noi abbiamo molti fiumi, i fiumi hanno molti affluenti, ma il fiume rimane uno solo. Questo è il condizionamento ideologico su cui si muoveva la nostra scelta. E d'altro canto non sarebbe stata forse possibile se non fosse stata preceduta dalla traslitterazione in lettere latine, evidentemente. Quello era l'altro punto di vista. So I was just wondering, Professor Mukhtar, whether you couldn't add a few things, talking about the few years between the time when 60, let's say 78 and 63, when you leave teaching in Mogadishu. Thank you very much. Non funziona?
I concur with my colleagues, the previous speakers, on congratulating Anna-Rita Puglielli for the great job she and the team in the Studio Somali have accomplished for the last 30 years. It's really something not only to thank, but to really cherish, because if you go back to what we did in our own university, if I may reflect, the destruction, the chaos that we did on our own facilities, libraries, our faculty who were killed randomly. When I go back to all of those really miserable situations, it makes me feel so sad. But then when I see such a collection that I saw today here, and also in her office, I couldn't believe the collection of Corriere della Somalia from the beginning of the Corriere until it was over. So such really a collection, such a job that Anna-Rita and the Studio Somalia are doing gives me hope. It gives me hope that we shouldn't give up. As a professor myself, who started his career within the Jama'at Ummadda Somaliyat, we used to call JUS, G-U-S, Somali National University. I started my career with Somali National University. When I reflect back to that, what I might call the golden period of Somali National University, I see that my university was one of the most advanced, if I might say, and developed in the region of the Horn of Africa. It might be maybe in the whole Africa, but really, if you look at the university systems in the Horn of Africa in the 70s, Somalia was one of the best universities that we had. The academic services that we provided, quality of teaching, professors, including friends from Italy. Somali National University had one of the most advanced staff in its teaching. The curricula, I still have some copies, probably Anna-Rita, you might have our old curricula. I am a historian by profession and linguist, junkie kind of thing, not professionally, but I used historical linguistics for history. When I look back at the curricula that we had, and right now I am one of the most advanced US universities. University of Georgia is one of the top universities in the United States of America. And I look at the Department of History, what we teach in America, and compare what we were teaching in Somalia, I found an alarming difference, that we were offering courses more than American universities. The history, we were giving our students not only history of Somalia or Africa, but we are giving them Middle Eastern history courses. I myself used to teach 2 courses on Middle East, 2 courses on Africa, 1 course on Somalia, then European history, beginning from the Greeks until modern time, Asian history, Islamic. I mean, really, when I see that and reflect back, it makes me feel so sad just remembering them. The last time I went to Mogadishu was 2005. Whenever I go to Somalia, particularly in Mogadishu, what I do, I go, it's not easy, of course, you know, driving past the campus, it's not easy. But I drove with some friends who helped me to drive past the campus. And some of my friends helped me to go to the Bakaraha market, where they sell our library books, which still, you know, stamped juice. And I bought really some, not because they were from my discipline, but just for having and cherishing them in my own house. So that is one thing, and we Somalis, in fact, I think when we talk about relations with other universities,
other countries. I think we can not begin the discussion with what the University of Roma can do or another university can do for us. I think we have to really begin with ourselves first. In America, we say charity begins at home. We have to clean our own house before we ask somebody else to help. And I'm quite sure if we do our part, friends are going to be ready to helping us. I remember in my university, we used to give scholarships for some African countries. In La Folle, for instance, College of Education, I taught kids from Mozambique, from Angola, from places from Africa. We were giving them a scholarship. Can you imagine? An African university. We were giving a scholarship to students who are from the Somalia Irredenta. We are helping. And I think one of the things I'm hearing here is that maybe we Somalis, we were very fond, I think, of the Italian systems in governance and in education as well, I may say. I'm just generalizing. Since we are talking about Italy and Somalia, I think many Somali nationalists, they were reflecting on what Professor Tedeschini pointed out, these monolithic things, that rivers are just one. I think many of us really, they follow with you guys, where, for instance, it's mentioned today that I Toscanesi, the language of Tuscan, is the language. Many of us also thought the language of Central Somalia maybe is the one, like Italy. Many of our nationalists also thought that l'Italia irredenta, you know, how many years Italy was fighting to bring other Italians. We also bought that argument, and we thought we can bring Somalis from different places. As probably Italy failed, we are failing in the same situation. So here, I think what I'm going to stress is that we, the Somali people, the Somali public, we are very close. We're very close to the light that is leading from there. Languages, this is an issue, not only really a means of communication. Languages are not per se means of communication. They are carrier of cultures. If we just want to communicate, it's fine with me. In America, we all speak English, but you know, if you go to California, the Hispanic majority, they have Spanish, you know, because we think that to help and protect their culture, they have to use their Spanish in California, in Florida. Okay, if we found another group, I'm sure if you're following, I'm sure you're following the news in America, we are now for change. Obama is the big guy. Can you imagine the United States of America, of its heritage in racism, in against other cultures, today are voting for a guy like Obama. So really my point here is, we did very good. I wish that the Afmaha, as it is promoted from the 72, if we just put it in its communication perspective and allowed other Somali languages to parallel, you know, grow with them. Because what we saw today in Somalia's languages, cultures, music, poems, the internet. Imagine if Afmaha was not written, where Professor Antonici could find all of this literature, right? So it's very positive that we wrote the Somali language. It helped us in our diaspora, that's true. However, the cultural components of the other Somali languages, I think, is very necessary. And I think when Somali's latest reconciliation came with this idea, we need to interpret it positively, maybe encourage it and help it so that we will look for a future Somalia that is reconciled and that is great multicultural.
Thank you indeed, Professor Mukhtar. It's highly welcome, what you said and what you hope and what you state. I would say that, after all, we are working today, on a very nice oral history project. If somebody was to record it all, we would come out with something about today, which is a little more today than whatever else I would be able to use now. Posso chiedere al Ministro Polizzi, che gentilmente ci ha fatto l'onore di venire, di aggiungere qualche parola da questo punto di vista? Lei sono del Ministero degli Esteri. Grazie professoressa, l'onore e il piacere è anche tutto mio e voglio ringraziare il Rettore dell'Università, lei, l'organizzatrice di questo convegno e anche tutti i presenti del corpo docente, degli studenti e degli amici somali, molti amici somali che vedo presenti in questa aula. Chi era a questa giornata di studi da stamattina, dall'inizio, avrà fatto la conoscenza del mio direttore generale, l'ambasciatore Armando Sanguini, che è direttore generale per i paesi dell'Africa subsahariana al Ministero degli Esteri. Io ho il pregio di essere il suo diretto collaboratore, responsabile della Somalia. Sono tornato al Ministero da circa 7-8 mesi, quindi è poco tempo che mi occupo di Somalia. Ero primo ambasciatore in Africa occidentale, in Costa d'Avorio e in diversi altri paesi. Devo dire che per me è di grande stimolo, di grande soddisfazione questa nuova realtà e questa nuova problematica che mi trovo a dover seguire e a vivere sia pure da lontano ogni giorno. Sono passato, il mio interesse, il mio dovere di ufficio è passato da una crisi, quella ivoriana, e da una situazione, nella mia circoscrizione ero accreditato anche in Liberia e in Sierra Leone, ecco, quando si diceva la Somalia è uno dei 5 paesi più poveri della terra, ci aggiungiamo anche la Liberia certamente e anche un po' meno la Sierra Leone. La Liberia, come la Somalia, sfugge addirittura per molte cose alla possibilità di registrare statistiche credibili, tant'è vero che chi di voi prendesse la briga di sfogliare il rapporto annuale dell'UNDP sul rapporto umano non trova nella categoria, nella classifica di tutti i paesi del mondo, secondo l'ordine di sviluppo, purtroppo come continua a non trovare la Liberia, continua a non trovare la Somalia. Detto questo, io quindi mi scuso se in questo mio intervento, che cercherò di fare il più breve possibile, forse rischierò di ripetere o dire delle cose che il mio direttore generale stamattina in apertura ha detto con ben altra autorevolezza. Vorrei iniziare da un'osservazione. L'invito. Nell'invito c'è una cosa che, permettetemi di dire, non condivido. L'espressione, la celebrazione di questo anniversario in un periodo in cui la situazione in Somalia appare senza soluzioni. Non è così, non è così. È difficile crederci, ma le soluzioni esistono, ci sono e si stanno profilando sempre di più. Ecco, naturalmente il realismo accademico ha voluto e l'aderenza alla realtà ha voluto che venisse utilizzata questa espressione, ma io posso dirvi che le cose si stanno muovendo in una maniera in cui forse non si erano mai mosse negli anni passati. Molti di voi che seguono la Somalia avranno sentito parlare del Congresso di riconciliazione nazionale che si è svolto a Mogadiscio nell'estate scorsa. È stato un grande appuntamento, durato 45 giorni, dal 15 luglio al 30 agosto, con molte limitazioni, con molti limiti ovviamente, tant'è che una buona parte dei gruppi di opposizione, sia clanici che politici, non hanno partecipato a questo congresso.
Però è un appuntamento che ha rappresentato un qualcosa di novum. Tra le 12, o se non vado errato, 12 o 14 conferenze di pace che si sono succedute dal 1991 al 2007, nei 17 anni di crisi somala, era la prima conferenza di pace a svolgersi in Somalia e nella stessa capitale. Quindi il valore di questo appuntamento, anche sotto un profilo simbolico, è stato elevatissimo. L'Italia per prima e tutto il resto della comunità internazionale sono dati da fare, naturalmente hanno seguito con molta attenzione questo appuntamento e hanno rilevato, come del resto non sfuggiva alle stesse autorità del governo federale transitorio, che il problema fondamentale era quello che noi, con brutta parola, forse mutuata dall'inglese, brutta parola politico-diplomatica, chiamiamo inclusiveness, cioè il problema dell'inclusività. Includere il maggior numero possibile di clan, di sottoclan, di gruppi di opposizione, di gruppi di pressione, di ambienti, per far sì che il processo di riconciliazione nazionale sia effettivamente tale, che ci sia un processo di pace condiviso, che possa realizzarsi quella che anche con termine mutato dall'inglese viene chiamata il power sharing, cioè una condivisione del potere nel Paese. Ecco, perché ho detto prima che, forse con un paradosso di cui spero gli organizzatori mi avranno già perdonato, che non condividevo quella frase senza soluzioni. Dunque oggi noi abbiamo, oggi come forse ieri ancora, abbiamo un certamente gravissimo problema Somalia che, cercando di staccarci un po' e di esaminarlo con la dovuta distanza per obiettivizzarlo, possiamo dividere in 3 grossi filoni: un problema politico, un problema della sicurezza e un problema umanitario. I 3 problemi sono intrecciati strettamente l'uno all'altro. Cominciamo da quello che ho citato per ultimo, ma che forse è il problema che più crea scandalo alle coscienze, quello umanitario. Il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU per la Somalia, l'ambasciatore Ould Abdallah, diceva recentemente: la crisi umanitaria in Somalia è la peggiore che ci sia in questo momento nel continente africano. Addirittura in base a paragoni e confronti, lui sosteneva che la crisi umanitaria in Somalia supererebbe anche per dimensioni quella del Sudan Darfur. Non so se sia così, comunque certamente è una crisi umanitaria notevole, grave, risultato della mancata soluzione dei grossi problemi sugli altri 2 volets, cioè sul volet politico e su quello della sicurezza. La crisi umanitaria, che non è soltanto fame, che non è soltanto povertà, che non è soltanto permanenza in uno stato di abbandono, di sottosviluppo, ma che è anche la crisi degli IDP, dei cosiddetti displaced people, di tutti coloro i quali sono stati costretti ad abbandonare le loro case, le loro abitazioni. Lì i dati certi sono molto incerti. Le agenzie internazionali parlano di 700.000 persone, qualcuno arriva a dire si sfiora il 1.000.000, alcune fonti sostengono che invece i dati siano forse esagerati per eccesso. In ogni caso si tratta certamente di decine e decine, sono centinaia di migliaia di persone che hanno abbandonato la sola Mogadiscio in questi ultimi anni. Quindi la crisi si fa umanitaria, è una crisi difficile da affrontare, da risolvere, perché, e veniamo al secondo aspetto, il problema della sicurezza, perché lo stato di perdurante mancanza di sicurezza nel paese e soprattutto a Mogadiscio ostacola anche la distribuzione degli aiuti, cioè non crea l'apertura di quei cosiddetti corridoi umanitari che sia gli stati nazionali sia le agenzie internazionali utilizzano per portare gli aiuti in viveri, alimentari, medicine, tutto ciò che occorre. Abbiamo parlato del problema della sicurezza.
problema della sicurezza. Il problema della sicurezza che, come abbiamo visto, incide e rende più acuta la crisi umanitaria, è a sua volta il portato e il portante della mancata soluzione del problema politico. Se non c'è riconciliazione nazionale, se continua l'opposizione armata, non c'è sicurezza. Ma se a Mogadiscio, come purtroppo ci mostrano le cronache quasi quotidiane, si continua a morire ogni giorno, anche la mancanza di sicurezza ovviamente ha un peso sul processo di riconciliazione nazionale, continua ad avvelenare gli spiriti, continua a intralciare quelle possibilità di dialogo che pure si aprono sul piano politico. Come affrontare il problema della sicurezza allora? Voi saprete certamente che opera in Somalia una missione di pace africana, dell'Unione Africana, della stessa Unione Africana, sostenuta naturalmente dalla comunità internazionale, autorizzata, avallata dalle Nazioni Unite. L'Italia è il maggior donatore bilaterale, il paese che sostiene finanziariamente al primo posto, dopo l'Unione Europea, la missione di pace africana in Somalia. È una missione che sta facendo bene, che non opera però ancora a ritmo completo, perché non è riuscita a raccogliere quei contributi di truppe che i paesi dell'Unione Africana si erano impegnati a dare. Stiamo lavorando anche in questa direzione, le cose si stanno muovendo, il contingente della missione di pace è aumentato anche negli ultimi tempi, e quello che è significativo è che, tranne eccezioni, naturalmente in un paese così fluido, direi magmatico, imprevedibile come la Somalia, possono sempre accadere, quello che è significativo è che gli episodi di violenza finora non hanno toccato, se non in minima misura, le truppe della missione di pace africana. Questo significa che la popolazione, la gran parte della popolazione somala, sa e apprezza la loro presenza e il ruolo che essi stanno svolgendo, limitato ancora, ma che potrebbero svolgere molto di più il giorno in cui questa missione venisse rafforzata, come l'Italia per prima auspica, e soprattutto il giorno in cui il coinvolgimento diretto delle Nazioni Unite si realizzasse sul terreno. Il governo italiano sta da tempo operando per cercare di arrivare al traguardo che viene chiamato una parola rehatting, significa la transizione di questa missione di pace africana sotto egida delle Nazioni Unite. Ma il problema della sicurezza fondamentalmente deriva da questo. Vedete, io ho vissuto per 2 anni e mezzo la crisi in Costa d'Avorio, era diverso, c'era un governo e c'era un'opposizione, c'era un fronte ribelli, c'erano 2 parti confliggenti. In Somalia il panorama è molto più frammentato, molto più sminuzzato e spezzettato, è una situazione di gruppi di lotta gli uni contro gli altri, di clan, di formazioni. Quindi questo determina anche e crea un interrogativo. Quando si parla di un cessate il fuoco non è un cessate il fuoco, non è facile ottenere un cessate il fuoco, non è un cessate il fuoco tra 2 parti belligeranti, è un cessate il fuoco che deve riprodursi a livello locale, in ogni singola realtà locale, tra vari gruppi e sottogruppi. E questo è uno dei problemi fondamentali anche per appianare, un po' alleviare il problema della sicurezza in Somalia. E concludo col primo dei 3 volets, che invece è il più importante, ma concludo volutamente con questo, perché quel piccolo segnale di dissenso che ho dato all'inizio, che vuole essere anche un po' una nota di speranza, di ottimismo, si basa proprio sul volet politico. Ecco, nel volet politico gli ultimi 2 mesi e mezzo ci hanno permesso di registrare degli sviluppi molto importanti, molto interessanti e significativi. Voi sapete che si è costituito in Somalia un nuovo governo, è sempre un governo che si chiama governo federale transitorio, perché la carta federale transitoria
prevede un periodo di transizione, scusate la ripetizione delle parole, che dovrebbe concludersi a fine 2009 con le elezioni politiche. Il governo federale transitorio, presieduto dal nuovo primo ministro, Nur, detto Adde Hassan Hussein, sta operando molto bene. Non è soltanto una valutazione italiana, è una valutazione condivisa dell'intera comunità internazionale. Sta muovendo i primi passi in maniera molto oculata, molto moderata e molto costruttiva. Prima avevo accennato al Congresso di Riconciliazione Nazionale di Mogadiscio e al valore simbolico, oltre che pratico, tra i partecipanti che aveva assunto. Ma il Congresso si era concluso a fine agosto e si era concluso con delle raccomandazioni che tracciavano una roadmap di soluzioni per l'avanzamento e la ripresa del processo di pace. Purtroppo all'interno delle istituzioni federali transitorie si sono creati dei contrasti che, trascinandosi da settembre a novembre a dicembre, hanno ritardato l'attuazione delle raccomandazioni del Congresso e quindi la ripresa del processo di pace. Nel frattempo però è avvenuto un fatto altrettanto significativo e importante. L'opposizione, una parte cospicua dell'opposizione, quella che noi chiamiamo l'opposizione non armata, si è coagulata, si è riunita in un organismo nuovo che si chiama l'Alleanza per la Riliberazione della Somalia e che ha preso sede ad Asmara momentaneamente. È stato un fatto positivo perché ha contribuito anche a ridurre quella frammentazione del panorama politico a cui facevo prima cenno, e certamente è più facile riavviare, o meno difficile, meno arduo riavviare un processo di pace quando si sa con chi dialogare, con chi interloquire. Ecco, questo nuovo, superati i contrasti fra all'interno delle istituzioni federali transitorie, abbiamo adesso di fronte a noi una situazione in cui le tre massime autorità dello Stato somalo, il presidente Yusuf, il primo ministro e il presidente del Parlamento, operano tutte e tre d'intesa e, almeno fino al momento, sostenendosi l'una con l'altra. Il primo ministro è stato voluto, liberamente scelto, dal presidente Yusuf. Il primo ministro ha avuto un'investitura parlamentare unanime. Voglio ricordare che il governo che ha messo in piedi e che è effettivo, è entrato effettivamente in carica dal 10 gennaio, è stato approvato dal Parlamento, è stato investito dal Parlamento con praticamente 223 voti, con un'unanimità meno 5 voti. Ecco. Quindi le tre istituzioni collaborano in questo momento. Ci sono dei segnali molto positivi. Il primo ministro e i suoi ministri hanno dato seguito alle dichiarazioni di apertura al dialogo con le opposizioni. Proprio ieri e l'altro ieri c'è stata una lunga seduta di consultazione a Mogadiscio, per quello che ne sappiamo, per impostare al meglio il dialogo con le opposizioni. Si tratterà di un dialogo che naturalmente dovrà prescindere dai gruppi di opposizione armata, ma si spera che, raccogliendo intorno al nuovo governo federale transitorio il sostegno e l'appoggio dell'opposizione moderata, si possa arrivare a realizzare quella mappa di adempimenti costituzionali, politici e costituzionali che sono previsti per poter arrivare alle elezioni. Voglio ricordare da ultimo un fatto molto significativo. Proprio questo, l'attuale governo, non più tardi di un paio di settimane fa, si è finalmente trasferito da Baidoa a Mogadiscio, è tornato a Mogadiscio. E anche la grave incognita che era legata alle condizioni di salute del presidente Yusuf per ora sembra superata, perché lo stesso presidente è rientrato a Mogadiscio
ed è tornato quindi sulla scena politica. Tutte queste sono valutazioni, guardate, che facciamo noi ma che fa anche l'intera comunità internazionale. L'Italia fa molto per la Somalia, lo fa sul piano bilaterale, sul piano del politico, del sostegno per la sicurezza in tutti e tre i volè. Il sostegno al cosiddetto capacity building e al processo di riconciliazione nazionale, sostegno politico e finanziario. Il sostegno politico e finanziario sul volè sicurezza, per il rafforzamento della missione africana e per il coinvolgimento diretto delle Nazioni Unite. Il sostegno diretto per cercare di alleviare la grave crisi umanitaria. Ma l'Italia fa molto anche nelle assise internazionali che contano, nei fori che contano. A un certo punto ci siamo resi conto che occorreva ricondurre il problema Somalia al centro dell'attenzione internazionale. Bisognava riprendere un'iniziativa politica e diplomatica forte perché alla Somalia si destinasse attenzione prioritaria nei fori che contano. Il nostro governo l'ha fatto e ci è riuscito. Ci è riuscito in seno all'Unione Europea, arrivando ad ottenere una dichiarazione firmata da tutti i ministri degli esteri